chiamiamo città la nostra città. È una città abbandonata, quindi speriamo che qualcuno la faccia risollevare un attimino. Quindi la domanda che fa ad Abramo e Scalzo qual è? Che lavorassero per la città piuttosto che per i propri interessi, come in genere succede. A nessuno due niente. Perché? Perché non sono in grado di dirigere la città di Catanzaro. Su Scalzo penso che non sia valida la questione che faccia sempre liti con chiunque per quanto riguarda Scalzo. Per quanto riguarda Abramo mi sembra che sia stato un buon sindaco, però dopo 10 anni almeno non lo so. La domanda. Per tutti e due che risolvono i problemi del cittadino medio. A tutte e due cosa gli chiediamo? Quello che non hanno fatto gli altri. La città forse è stanca di assistere a campagne caratterizzate da veleni, da rancori anche personali che a volte prevalgono su quello che è l'interesse pubblico, quindi auguro ad entrambi di poter portare avanti una campagna elettorale che sia la più dignitosa possibile, soprattutto nell'interesse dei cittadini che si aspettano tanto, visto che ormai la città... Qual è l'emergenza principale per la città? L'emergenza principale per la città forse è appunto riacquistare la dignità di capoluogo. Io auspico proprio questo. E positività è che ognuno pensi alla propria realtà. Ma sicuramente mettere in collegamento tutti i quartieri di questa città, perché secondo me, non lo so, è un po' magari un modo di dire, però uno di Catanzaro Lido che viene qua al centro dice vado a Catanzaro, uno di Santa Maria dice vado a Catanzaro, uno che va da qua... Ah, dice che è distaccato il centro dicendo che quasi che appartengono a altre realtà, come Lido che dicono vado a Catanzaro, invece Catanzaro è tutta. È tutta Catanzaro. Quindi unire la città, identità di unione del territorio. Signora, una domanda ai due candidati. Allora io chiederei ai due candidati di pensare un po' ai giovani imprenditori e alle mamme che hanno voglia di lavorare e nessuno gli permette di lavorare per mancanza delle istituzioni, per mancanza dei asili nidi. Un esempio, io ho una bambina che purtroppo ci sono lunghe liste d'attesa per mandarla a un asilo nido e sono costretta a pagare un asilo privato per poter lavorare. Diciamo un po' più di lavoro. Un po' di lavoro per i giovani che si trovano in difficoltà, perché stiamo vivendo un momento veramente difficile. Cuba va per me lo stesso. Va per me lo stesso. Perché? Cosa significa? Che non c'è più una... È rovinato. Come mette a posto? Ma lei dice chi lo mette a posto, io tifo per lui. Esatto. 7 magazzini, 44 anni chiusi. 7 magazzini tutti chiusi. Dove con la tua carcere? Tutto chiuso. Che strategie vogliono attuare per la politica del lavoro, per incrementare, per migliorare la politica del lavoro? Vivo in città, però insomma la vedo abbandonata. Mettetela a posto e ripulitela, in tutti i sensi, sì. La ringrazio. Quindi... sporcizia e sia da molte situazioni non chiare. Risollevare l'economia catanzarese, siamo tutti a spasso. Ma chiediamo a ambedue chi sarà il prossimo sindaco di Catanzaro, sicuramente di fare il bene per la città. È una città che va risvegliata sotto l'aspetto sia commerciale, sia nel centro storico, sia nel centro di qualsiasi altra situazione. Quindi Catanzaro, qualsiasi persona sia sindaco, va veramente risvegliata. Cioè, va resettato tutto e si deve ripartire da zero? Secondo me sì, perché negli ultimi 5 anni della legislatura Olivo veramente ci ha distrutto. È stata una città che è andata veramente alla deriva, più basso di così non potevamo andare, perché io dico che nella vita se uno fa tantissime cose può anche sbagliare, però nella vita è meglio sbagliare e la voglia di fare. Quando uno non fa nulla non rischia neanche di sbagliare. Parcheggi. Vorrei che Catanzaro rinascesse sotto il profilo culturale, di eventi belli, di cultura, di svago, ma anche senza essere troppo costosi, però che ci fosse più partecipazione in questo senso e dare soprattutto possibilità ad artisti che ci sono qui a Catanzaro di potersi esprimere. L'aspetto culturale, di dare spazio a chi ha voglia di emergere e di far vedere la propria cultura, il proprio essere artista. Le posso confermare che ce ne sono tanti che purtroppo vivono disagi, sì. Per tutte e due vorrei dire una domanda, per quanto riguarda i giovani a Catanzaro per la disoccupazione. Questo che vi sta parlando è una persona di 42 anni in mezzo a una strada, cioè per il momento disoccupato.
La mia alternativa quale sarà? Le dico subito, è la problematica standard che c'è dei supermercati nella città che si sta portando ancora avanti. Ancora ad oggi non abbiamo una risposta, siamo da una parte all'altra mandati però senza stipendi dal mese di agosto, quindi chiedo ai due candidati cosa sarà l'alternativa mia per i miei figli, per il mio futuro. Se loro riescono a fare migliorare questa città, che ben venga. Però io non credo, una fiducia. No, non credo più alle istituzioni. Vi devono far riacquistare la fiducia. Sì, esatto, ormai fiducia non ce n'è, da tanti anni che fanno promesse, ma queste promesse non si vedono mai. Quali sono i programmi per la ripresa e lo sviluppo futuro della città? Perché in questi ultimi anni c'è stato sicuramente un peggioramento delle condizioni sociali, delle condizioni economiche, culturali e quant'altro, quindi quali sono in sintesi i loro programmi per rilanciare questa città che ha bisogno di un rilancio? Una domanda che io volevo fare ai due candidati a sindaco per la nostra città, volevo sapere se potevano fare qualcosa per quelli che già lavorano nella sanità e che non vengono pagati da mesi e mesi. Prima di tutto pulizia nella città. Pulizia della città. Vabbè, che è proprio sporchissima. Secondariamente si sa fare per avere un po' di cultura nella città. Sì, ai candidati che non vado a votare alle elezioni. Perché? Perché io non ho una casa. Non hai una casa. Io sto dormendo all'hotel Belvedere, vicino al Portiame, pago 20-25 euro la notte e con una pensione di 400 e qualcosa ogni mese. Abbiamo anche da parte dei due candidati, il tifo personalizzato, quasi delle persone che vi sostengono in questo primo dibattito, che è il primo dibattito ufficiale, così ci tengo a dirlo sia Salvatore Scalzo che lo stesso Sergio Abramo ci tenevano ad iniziare i dibattiti televisivi partendo proprio da articolo 21. Vi ringrazio di questo, credo che sia il primo in assoluto. Scalzo, mi confermi? Questo sì, assolutamente. Sergio, intanto io auguro a tutti e due veramente un buon lavoro e che possiate dimostrare ai vostri elettori di fare bene. Questo è quello che noi chiediamo sotto l'aspetto dell'informazione per il bene di questa città capoluogo. Dai messaggi che sono arrivati tanti hanno detto che si riprenda il nome di città capoluogo e che sia rispettata come città capoluogo. Poi sono tante le telefonate che arriveranno, credo che bisogna fare testa e croce con chi inizia? Decido io? No, facciamo testa e croce, cosa decidete? È uguale. Ordine alfabetico. Bene, allora Abramo. Allora, intanto è iniziata questa campagna, Sergio ti ha lanciato, Salvatore, forse per rispetto anche in virtù dell'età, anche se sei uno giovanile, che in qualche maniera ho visto che sei partito molto determinato, molto deciso per questa campagna. Sì, molto deciso, perché credo che ci sia la necessità in questo momento di recuperare il tempo perduto in questi anni, lo dico con molta chiarezza perché ho trovato una situazione veramente disastrosa da tutti i punti di vista. Possiamo parlare in virtù del fatto che molti cittadini si sono già espressi su quali sono le difficoltà in città, ma dovremmo ricominciare tutto quanto da capo, cioè non la riconosco più, una città che ho lasciato 7 anni fa, resettare la città, perché 7 anni fa lasciai una città dove, voglio dire, non c'erano i problemi dei rifiuti, qualcuno ha detto anche organizzare degli eventi belli anche se non costosi, ma noi ne realizzavamo veramente tanti di eventi. Oggi è una città che in 7 anni non ho visto assolutamente una sola opera creata dal centro-sinistra. Oggi quelle opere che noi abbiamo lasciato dobbiamo ritornare per fare di nuovo manutenzione straordinaria, perché sono completamente distrutte, e quindi è una città che va recuperata soprattutto nella fiducia che ha perso il cittadino catanzarese nei confronti anche dell'amministrazione, della cosa pubblica. Poi c'è la problematica soprattutto del lavoro, quello stasera ne discuteremo tantissimo. Salvatore. Sicuramente ci troviamo in uno dei punti più bassi affrontati alla città di Catanzaro. Certo, è chiaro a tutti i cittadini catanzaresi che perché noi votiamo dopo 9 mesi, perché effettivamente ci siamo trovati dinanzi al più grande disastro della storia di questa città, cioè con un sindaco
che è andato via dopo soli 9 mesi, e questo ci riporta alle urne. E quindi mi sembra che anche da qui dobbiamo partire, dalle motivazioni per cui questa città torna a votare. Quindi il più grande desiderio che ho effettivamente è che una città che sappia trovare la forza, la dignità e l'orgoglio per cambiare, per chiedere qualcosa di diverso e soprattutto per fare l'interesse comune, perché effettivamente la vicenda Traversa ha lasciato tutti, diciamo, profondamente delusi, amareggiati, scoraggiati verso la politica e verso una politica che non ha saputo costruire interesse comune. Per quanto mi riguarda, se dobbiamo parlare di rinnovamento forte all'interno della città di Catanzaro, dobbiamo trovare anzitutto la forza di disegnare un cambiamento che ridisegni fiducia con la base dei cittadini di questa città e soprattutto una politica che metta l'interesse comune al centro della propria azione amministrativa. Allora, è successa una cosa questa mattina alle 10, Catanzaro Informa, il giornale online dell'amico Riccardo Di Nardo, porta la notizia: Ciconte si ritira dal terzo polo. Quindi un problema serio principalmente per voi, Salvatore? Ma io non mi permetto troppo di entrare nel merito della vicenda, perché penso che dovrà essere naturalmente Enzo Ciconte a spiegare questa sua decisione, mi auguro lo farà, certo. Insomma, mi è sembrato... Intanto martedì ha detto che verrà in trasmissione perché era previsto per raccontare la sua verità. Sergio, adesso l'UDC verrà di nuovo da voi? Ma speriamo di sì, noi lo accetteremo se dovesse venire da noi, però sulla vicenda di Traversa non voglio che si speculi su questa vicenda che è tutta personale e che noi non abbiamo neanche gradito. Però parliamo anche di quello che ha fatto il centro-sinistra, di quello che il centro-sinistra ha distrutto completamente in questi 5 anni. Parliamone stasera, abbiamo 2 ore e mezza a disposizione. Vorrei che entrassimo nel merito, perché è facile nascondersi dietro le dimissioni di un politico che comunque è stato un punto di riferimento per la città, però non bisogna nascondersi su quello che è stato fatto nei 5 anni. Bene, e allora, prego, io direi di partire con questo dibattito. Io vorrei che tra le telefonate, quello che abbiamo detto, potete discutere tra di voi. Questo è uno spaccato di democrazia, la gente deve capire, dovete convincere i catanzaresi a farvi votare. Prego. E allora faccio una domanda. La domanda è legata principalmente a quello che allora, chiedo al candidato del centro-sinistra, quali sono le opere che ha lasciato? Un attimo. Allora, siccome questa trasmissione è aperta... che possiamo fare le domande? Sì, è aperta ai telespettatori, noi partiamo, non vorrei rubare spazio ai telespettatori, quindi questa è una trasmissione dove potrei fare 200 domande, abbiamo già in parte iniziato con le domande dei cittadini, però vorrei che la mia delegata di produzione, Cassandra Porcini, iniziasse con le telefonate, così, visto che loro vi devono votare, sentiamo anche quello che vi dicono. Allora, questa città è allo sbando, perché secondo te, Sergio? Assolutamente sì, perché oggi ci siamo messi nelle condizioni in questo comune di non poter fare nessun intervento, perché abbiamo quasi una situazione di dissesto finanziario che è noto a tutti, basta guardare solamente le partecipate quanto perdono, quindi non c'è stata una gestione delle partecipate, perché le partecipate ogni fine anno devono presentare un programma e un bilancio, per cui un amministratore controlla se le loro partecipate presentano questo piano, se è in perdita bisogna farne un nuovo piano dal punto di vista industriale, cosa che non è stata fatta. Anche la relazione della Corte dei Conti che stasera ho portato, così ci leggiamo le carte. Ma senti, ma se Traversa ha detto che c'è un disastro al comune, lo dico anche a Salvatore Scalzo. Da chi è stato provocato? Da chi è stato cioè lui dice che sicuramente da quei 5 anni di amministrazione. Quindi la sinistra da Olivo? Assolutamente. Perché i bilanci quando erano gestiti da me delle partecipate comunque erano tutte quante inutili e il Comune non ha mai avuto dei problemi finanziari. Se oggi il Comune non riesce a intervenire su niente vuol dire che c'è stata una gestione cattiva della cosa pubblica. Prego, Salvatore. Mi sembra che sia un'analisi che va contro i dati, io poi amerò più parlare di futuro, diciamo, però i dati